Qui era Porto Napoli e vi ho portato una notizia che sta facendo tremare tutti i corridoi del club. E attenzione, perché questa storia riguarda un giocatore stramato dalla tifoseria, uno che indossa la maglia azzurra con orgoglio e che è sempre stato tifoso del Napoli fin da bambino. Sto parlando di Pasquale Mazzocchi. Il terzino che ha realizzato il sogno di giocare nella squadra del cuore potrebbe avere i giorni contati a Napoli. Avete capito benissimo. Secondo le informazioni che ci sono arrivate, il futuro di Mazzocchi potrebbe cambiare completamente a gennaio. E tutto dipende dai piani di Antonio Conte per la finestra di mercato. State con me fino alla fine perché vi spiego tutto sulla situazione di Mazzocchi, quanto guadagna, fino a quando ha il contratto, perché potrebbe andare via e cosa significa per il Napoli di Conte. Venite, che questa storia è davvero interessante. La storia di Mazzocchi al Napoli. Prima di entrare nel vivo della possibile cessione, ricordiamo come Mazzocchi è arrivato al Napoli. Pasquale Mazzocchi non è un giocatore qualunque. È napoletano doc, tifoso del Napoli dalla culla. Uno di quei ragazzi che ha sempre sognato di indossare la maglia azzurra e difendere i colori della squadra del cuore. E quel sogno si è avverato a gennaio 2024. Il Napoli era guidato da Walter Mazzarri, che cercava un esterno con caratteristiche ben precise per rinforzare la rosa. E indovinate chi hanno scelto? Esatto, Mazzocchi. Il terzino giocava nella Salernitana e quando è arrivata la chiamata del Napoli non ci ha pensato nemmeno un secondo. Era l'occasione della vita, la realizzazione di un sogno d'infanzia. Il Napoli ha pagato 2,5 milioni alla Salernitana e Mazzocchi ha firmato fino a giugno 2027. Immaginate l'emozione di quel ragazzo mentre firmava un contratto di 3 anni con la squadra per cui fa il tifo da quando è piccolo, probabilmente uno dei giorni più belli della sua vita. Da quando è arrivato si è sempre dato al 100% ogni volta che è stato chiamato in causa. Magari non è titolare fisso, ma quando entra dà tutto se stesso. È quel tipo di giocatore che la curva rispetta perché sa che ama la maglia. Quanto guadagna Mazzocchi? Adesso parliamo di numeri. Sapete quanto prende Mazzocchi al Napoli? Il terzino napoletano guadagna attualmente 1 milione di euro netto a stagione, che diventano circa 1,9 milioni lordi all'anno. È uno stipendio importante, non c'è dubbio. Non tra i più alti della rosa, ma molto buono per uno che arrivava dalla Salernitana e si sta ancora consacrando ad alti livelli. E vi dico una cosa, se li merita tutti. Mazzocchi si è sempre allenato al massimo, è sempre stato disponibile, è sempre entrato in campo con fame e grinta. Magari non è il fenomeno della squadra, ma è un professionista esemplare. Il contratto, come vi ho detto, scade a giugno 2027, quindi ha ancora 2 anni e mezzo davanti. Tempo più che sufficiente per dimostrare tutto il suo valore e ritagliarsi uno spazio importante. Però, ecco il problema. Nonostante il contratto lungo e l'amore per la maglia, il futuro di Mazzocchi è a rischio. E vi spiego subito il perché. La situazione attuale di Mazzocchi. Sincerità al 100%, Mazzocchi non è titolare inamovibile nel Napoli di Antonio Conte. Da quando è arrivato il mister, Conte ha le sue gerarchie e le sue preferenze. Sulla fascia destra c'è tanta concorrenza e Pasquale non è riuscito a diventare la prima scelta. E non è assolutamente un demerito. Conte è un allenatore estremamente esigente, con un'idea di calcio molto precisa. Non tutti i giocatori si incastrano alla perfezione nel suo sistema, è una questione di profilo e di caratteristiche tattiche. Mazzocchi è un ragazzo dedicatissimo, un professionista impeccabile, ma forse non è proprio il prototipo che Conte cerca per il tipo di gioco che vuole fare al Napoli. E qui nasce la domanda. Cosa è meglio per Mazzocchi? Restare al Napoli a realizzare il sogno ma senza continuità di partite? O cercare una squadra dove possa giocare titolare tutte le domeniche e continuare a crescere? È una scelta difficilissima. Da una parte il cuore dice resta, dall'altra la testa dice hai bisogno di minuti per crescere. E anche il Napoli ha le sue buone ragioni per valutare una cessione. Call to action, like e iscrizione. Allora, napolista? State seguendo la situazione di Mazzocchi? Approfittatene e fate così.
Se non siete ancora iscritti al canale, cliccate ora sul pulsante iscrivetevi. Ci vuole un secondo e sarete sempre aggiornati su tutto il mondo Napoli. E se siete già iscritti e vi piace il contenuto, mollate quel like furbo qui sotto. Serve tantissimo al canale per crescere e portarvi sempre più notizie esclusive. Forza! Like, iscrizione e campanella per non perdervi neanche una novità azzurra. Adesso continuiamo perché vi spiego i motivi che potrebbero portare il Napoli a cedere Mazzocchi a gennaio. Perché il Napoli potrebbe vendere Mazzocchi? Ok, ora che avete messo like e vi siete iscritti, capiamo i motivi concreti di questa possibile operazione. Primo motivo, la continuità per il giocatore. Il Napoli sa che Mazzocchi è un professionista serissimo e merita di giocare con regolarità. Se non trova spazio con Conte, forse è meglio per la sua carriera andare in un club dove sia titolare fisso. È una questione di rispetto verso di lui. Secondo motivo, liberare posti in rosa. Antonio Conte ha dei piani per gennaio. Vuole fare degli aggiustamenti e per portare nuovi rinforzi serve fare spazio, sia numericamente che a livello di monte ingaggi. Terzo motivo, plusvalenza. Mazzocchi ha ancora tanto mercato e un contratto lungo. Il Napoli lo ha pagato 2,5 milioni, con la proposta giusta può persino fare profitto. Quarto motivo, la strategia di Conte. Conte sa esattamente che tipo di giocatore vuole in ogni ruolo. Se Mazzocchi non è al 100% il profilo che cerca, ha senso cederlo e prendere un terzino più adatto al suo sistema. E attenzione, non stiamo dicendo che a Mazzocchi manchi la qualità. Assolutamente no. È solo una questione di incastro tattico. Che cosa significa per il Napoli? Analizziamo cosa comporterebbe l'addio di Mazzocchi. Se la cessione andrà in porto a gennaio, il Napoli dovrà tornare sul mercato per trovare un sostituto. E qui entra in gioco la bravura di Giovanni Manna. Il nostro DS ha già dimostrato di saper fare ottimi affari, ha portato giocatori di livello e ha sempre un piano pronto. Sono certo che se Mazzocchi parte, arriverà qualcuno all'altezza. La domanda: che tipo di terzino destro vuole Conte? Più difensivo, più offensivo, più veloce, più esperto? Queste cose Manna e Conte le stanno già discutendo da settimane. Inoltre, la cessione libererebbe risorse economiche che potrebbero essere investite per un colpo importante in un altro reparto, un centrocampista, un attaccante, chissà. Il mercato di gennaio è un'occasione d'oro per fare gli ultimi ritocchi e arrivare a fine stagione ancora più forti, soprattutto se stiamo lottando per lo scudetto. Il lato umano ed emozionale. Ma parliamo anche del lato umano di questa storia. Mazzocchi è napoletano, è tifoso del Napoli da quando è nato. Per lui giocare negli azzurri non è solo un lavoro, è la realizzazione di un sogno. Immaginate cosa gli passa per la testa in questo momento. Sapere che potrebbe dover lasciare la squadra del cuore deve essere straziante. Anche se la ragione dice vai a giocare, il cuore urla rimani. E anche noi tifosi gli vogliamo un bene dell'anima. I napoletani rispettano chi ama la maglia, chi dà tutto in campo, chi sente i colori. E Pasquale è proprio così. Se davvero andrà via, ci sarà tanta tristezza tra la gente, ma allo stesso tempo capiremo che a volte servono scelte difficili per il bene del ragazzo e del club. Una cosa è certa, ovunque andrà, Mazzocchi porterà il Napoli nel cuore per sempre. Sarà sempre un napoletano e un tifoso azzurro. Chiusura. Allora, napolista? Che ne pensate di una possibile cessione di Mazzocchi? Io personalmente la vedo come una situazione delicatissima. Capisco che abbia bisogno di giocare, ma mi dispiace tantissimo vedere un tifoso del Napoli costretto ad andare via. Però il calcio è così. A volte bisogna fare scelte dolorose per il bene di tutti. E se la cessione di Mazzocchi ci permetterà di rinforzarci altrove e lottare fino in fondo per lo scudetto, forse è la strada giusta. Scrivete nei commenti, volete che Mazzocchi resti o pensate sia meglio che vada a giocare titolare altrove? Che terzino destro vorreste vedere al Napoli? Sparatevi! E mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi subito. Se lo siete già, lasciate un like bello forte e condividete il video con gli altri napolisti.
Nel prossimo video vi porto tutte le ultimissime sul mercato di gennaio e sui piani di Conte. Alla prossima, famiglia. Forza Napoli sempre!